Ciao ragazzi, non so perché stavo canticchiando la canzoncina di Natale che oggi mi ho preso lo schizzo così, a parte che io odio Natale quindi non fa testo. Allora, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Simone Baldessin e oggi vi devo insegnare come utilizzare, anzi ve lo dico dopo, tanto l'avete già letto nel titolo, ok? Allora fatemi un grandissimo favore, iscrivetevi a sto benedetto canale, ok? Che tiriamo su un po' una costa a sti follower, lasciate un like se il video vi piace, chiedetemi quello che vi pare come al solito, avete visto che io ci provo almeno a rispondere a tutti quanti, ok? Sigla! Vi siete iscritti? Grazie mille, siete troppo gentili. Tra l'altro ho scoperto che il 60% delle persone che guardano i miei video non è iscritta al canale. Male, malissimo, no buono. Allora, detto questo, richiesta che mi è arrivata, e tra parentesi io sono abbastanza convinto di averla già fatta questa cosa in un altro video, però siccome non me lo ricordo, vabbè, se vi sembra che l'ho già fatto poi segnalatemelo nei commenti, poi non sono sicuro di non aver già fatto questo video. Comunque, la cosa che mi viene chiesta spesso, come potete vedere, è Simo, ma quando andiamo a utilizzare un template dove magari c'è una hero section, no? E poi c'è questa sezione qua dove andiamo a riprendere l'immagine della hero che viene caricata. Potrei io andare a sfruttare l'immagine in evidenza di WordPress per caricare di volta in volta un'immagine differente in quest'area? Cioè ogni pagina ha la sua immagine? Ma assolutamente sì! Caricare un'immagine in evidenza di WordPress come background è una cosa facilissima che possiamo risolvere in pochissimi passaggi e oggi vi mostro esattamente come si fa a fare questa procedura. Andiamo. Allora, la prima cosa da fare è andare, secondo me, io adesso parto da un presupposto che se ho l'immagine in evidenza e non sono obbligato ad avercela all'interno delle strutture, ovviamente avrò l'immagine che appare qui come background, ma se per qualche motivo non avessi l'immagine in evidenza, obiettivamente dovrei creare una condizione che vada a caricare quest'altra immagine e non ho voglia di rompermi le balle. Quindi la cosa che ritengo più facile fare è semplicemente andare a crearsi un template di pagina. Quindi potrei prendere questo bel template, potrei prendere anche page semplicemente, ok? Quindi tengo quello con la sidebar. Gli vado a dire duplicate e lo vado a rinominare in template, come lo possiamo chiamare? Background, dai. Background, ok, perfetto. Quindi mi sono creato un nuovo bellissimo template che ho chiamato template background. Adesso gli vado a dire che voglio che questo template name, allora questo qua è quello anche per i post, sì. Allora gli vado a dare un nome, quindi gli dico template, vieni qui, tac, e lo chiamo, no, cosa ho fatto? No, lo mettiamo qua, qui ti metto, ok, template name lo chiamiamo background image e avanti. Perché continuo a scrivere background image, ok, sì, add caption, bravissimo, ottimo. Mamma che giornata ragazzi. Allora, background image, questo è il nostro template, ok? Quindi io adesso vado nel mio temino e vado ad assegnare quel template nello specifico che mi mostrerà una roba identica a questa. Quindi se io vado qua e faccio modifica pagina, dai 13, andiamo di qua. Allora, pagina di esempio, dove vado? Vado qua sotto dove ci sono i template predefiniti. Madonna che palle che li ha messi lì, che ogni volta mi tocca tagliare la mia faccia e metterla sopra, che due coglioni. Eccolo qua, background image, vedete? Vado a cliccare qua, adesso è identico, faccio aggiorna. Se torno di qua non è cambiato assolutamente niente, ho solo implementato un template uguale. Come faccio a metterci l'immagine in evidenza? Beh, in prima battuta andiamo a caricarci un'immagine in evidenza che qui non c'è. Vediamo se ho un'immaginina carina abbastanza grande da postare. Allora, questa è quella che stiamo già vedendo della hero section. Potrei mettere questa qui che avevo messo in home page come parallax background fixed. La impostiamo e aggiorniamo. Ovviamente se andiamo a vedere di qua non viene implementata. Anzi, me la carica qui, però a questo punto io potrei anche pensare di toglierla da qui, se la devo mettere sopra. Come faccio a toglierla? Tolgo il codice. Vado a tirar via il codice dell'immagine in evidenza, che è questo qui, fino all'end if have tap tip tap, tiro via questo nel template, così dico ok, quella la uso come immagine in evidenza sopra e non ce la caccio qua. Tanto posso comunque mettermi quelle stesse immagini attraverso i blocchi Gutenberg, quindi il problema non sussiste. Madonna, che botta. Vabbè. Allora, come faccio a mettere l'immagine in evidenza? Intanto vi faccio notare che avevo già fatto una ricerca e ho scritto puntualmente background. Ovviamente, sia mai, voglio dire. Allora, sul background image post thumbnail WordPress, che vado subito a salvare come background, grazie a Google che mi corregge le minchiate che scrivo, abbiamo una serie di articoli che possono essere utili alla causa. Secondo me quello più utile alla causa di tutti è questo qua, su stackchange.com,
se si dice così, dove viene chiesta questa cosa, set post thumbnail as background, my friends. Ovviamente sì, naturalmente, però qui c'è un pippone un po' esagerato per fare questa cosa, mentre qua sotto c'è una soluzione che è veramente super easy, che è quella più logica del mondo. Allora cosa faccio? Vado a prendere questo qua che va a pescare il get thumbnails col wp get attachment URL della immagine in evidenza in base all'id della pagina in cui mi trovo e lo riverso in una variabile $URL. Quindi mi copio quel codice e lo vado... Dove cazzo ce l'ho l'immagine? Qua su, ok. Vado qui, mi apro PHP e mi vado a recuperare questa info. Quindi adesso in $URL ho quella che mi serve, quell'immagine in evidenza che mi serve, ok? Ho il percorso riversato. Adesso teoricamente devo fare solamente un altro piccolo passaggino, che è questo qui, vedete? Andare a stampare dentro URL la mia variabile. Quindi mi prendo qui dove vedete che c'è scritto header image, quella funzione lì è quella che va a prendere l'immagine della hero section che ho settato nel customizer dell'installazione di WordPress. Adesso al posto di questa qui vado a stamparmi, forse ci vogliono gli apici, però va bene, adesso vediamo se esce, vado a stamparmi $URL, né più né meno, anzi devo mettere ovviamente un echo, credo, sì, dovrebbe essere così. Vediamo se è vero, altrimenti andiamo a verificare cosa ho sbagliato. Quindi lui andrà a caricarmi l'immagine di background e invece di caricare l'immagine in evidenza, ciao ti saluto, invece di caricare la hero section andrà a caricare l'immagine in evidenza caricata nella pagina. Ma che fa di merda? Ok, vediamo se è vero. Ma cosa ve lo dico a fare, voglio dire? Visto? È semplicissimo. Quindi adesso ovviamente in ogni pagina dove voglio avere quell'immagine personalizzata mi basta semplicemente andare a segnare il template che si occupa di questo, ok? E ho risolto il problema alla radice. Andiamo a vedere anche che codice ci ha sparato fuori. Quindi se io vado a ispezionare l'elemento, che non fa mai male andare a vedere cosa esce, vedete? Dentro l'URL mi ha sparato fuori il percorso dell'immagine in evidenza. Quindi io adesso posso gestire questa dinamica in tutte le salse possibili e immaginabili, senza rotture di palle, e avere un'immagine differente per ogni pagina in cui mi trovo. Ok? Tutto qua ragazzi, fantastico, piccolo tutorial ma utilissimo, perché comunque questa cosa qua vi capiterà di dover andare a gestirla. Segnalatemi nei commenti se volete altre piccole cazzatine come questa da mettere a posto, così vediamo se le so fare. Vi ricordo, se per caso non mi seguite su Instagram e quindi non avete visto nelle storie, che da marzo, non sono sicuro se già dalla prima settimana o dalla seconda, inizierà la nuova serie, di cui ancora non vi anticipo niente qui, ma che ho anticipato comunque qualcosina per chi voleva cogliere, l'ho anticipata su Instagram. E con questo io vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre see you next time!